La polizia ha arrestato in flagranza di reato PS, 44 anni, incensurato insegnante di cucina presso un istituto alberghiero di Catania, responsabile di atti sessuali con un minore, suo alunno di 15 anni. Il reato è stato consumato in una stanza d'hotel a Cittanova dove si trovava con il minore in occasione della fiera Cittanova Floreale per pubblicizzare la sua attività di coltivatore e commerciante di tè. Un ragazzo di 16 anni di Montalto Ufugo, in provincia di Cosenza, si sarebbe suicidato questa mattina gettandosi sotto un treno nella stazione ferroviaria di Scalea, sul litorale tirrenico. Gli agenti della Polfer sono intervenuti sul posto per cercare di accertare le cause del suicidio. Secondo le prime indicazioni, pare che il ragazzo soffrisse di alcuni disturbi. I dipendenti delle autolinee Romano di Crotone in stato di agitazione da ieri, oggetto della protesta i premi produzione e la stabilizzazione dei precari, per i quali l'azienda avrebbe firmato un accordo solo con alcune sigle sindacali, senza contattare la Faisa Cisal, che in azienda conta su circa 175 dipendenti a fronte dei 40 di CGIL Cisle-Will, vittime di questa protesta i malcapitati passeggeri. Il Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato la serata finale della 15ª edizione di Moda Movie, il Mediterraneo mare di mezzo, il tema che ha ispirato le creazioni degli stilisti. A vincere l'edizione 2011 della nota kermesse che coniuga arte, moda e spettacolo è stato il cosentino Giovanni Percacciuolo. A lui una borsa di studio di 550 € e uno stage a Milano.